Anche stasera bicicletta, altri 2-4 km, speriamo che non piova. Adesso andiamo in un posto dove in teoria avremmo dovuto vedere il tramonto. Non so se riusciremo a vederlo perché il cielo è un po' coperto, però speriamo. Sarà un tramonto col cielo coperto. Sarà un tramonto col cielo. Tramonti col cieli belli, insomma. A 2 chilometri di distanza da Ménéham, dove eravamo stamattina, si trovano la Chapelle Paul e il faro di Pont-Chuval, che ora ci apprestiamo a visitare. Ecco le nostre bici parcheggiate e qui siamo alla Chapelle Paul. Vicino alla punta di Pont-Chuval, su un masso roccioso, si erge la Chapelle Paul. Restaurata o addirittura ricostruita nel 1870, sostituì una cappella più antica, probabilmente del XVI secolo. Questo santuario fu edificato sul sito di un asilo monastico costruito da Saint Paul Aurélien, primo vescovo di León. Quasi a ridosso del campanile si trova uno splendido calvario con figure del XVI secolo. Su una roccia vicina è stata costruita una curiosa garritta in pietra per i doganieri, alla quale si accede tramite una scala scavata direttamente nella roccia. Sempre più complicate le strade di Marisa. Per vedere bene devi soffrire un pochino. Il faro di Pont-Chuval fu acceso per la prima volta il 15 settembre 1869. La sua costruzione doveva fungere da collegamento tra il faro dell'Île Vierge e quello dell'Île de Bath, su questa costa rocciosa dove purtroppo si sono verificati numerosi naufragi. Questo faro è uno dei 14 fari del Finistère classificati monumenti storici. È il più fotografato d'Europa. Affascina i visitatori per il suo ambiente naturale unico, circondato da spiagge sabbiose e rocce, e per la sua architettura. Quello è il tavolino dove mangeremo stasera e noi saremo qui a guardare il faro e ad aspettare il tramonto. Questa è la nostra cena: pane, salame, formaggio e un buon vino Bordeaux che abbiamo appena comprato. Lo assaggeremo. Siamo venuti fin qui per vedere il tramonto, per cenare. Il tramonto ve l'abbiamo fatto vedere prima e non appena il sole è calato si è acceso il faro che vedete dietro e noi siamo qui a brindare, a brindare. A brindare. Alla vostra salute e alla salute di tutto il mondo. Grazie. Grazie.